gironi? Ma vabbè, il gruppo sempre lo stesso, ho giocato con loro da una vita. Bene, male la partita, nel senso, bene per i 3 punti, male perché abbiamo sofferto fino alla fine. Sicuramente c'è da lavorare tanto, nel senso anche io mi devo integrare con la squadra, conosco il mister da tanto tempo, comunque un minimo devo riprendere un po' gli schemi e quello che vuole l'allenatore. E dobbiamo crescere, tanto perché c'è tanto da lavorare, il mister settimana sicuramente ci darà una mano. Bene, siamo primi, continuiamo ad andare con questo ritmo fino alla fine e vincere il campionato. Questa partita? Ma penso la gestione della palla nel secondo tempo. Siamo andati bene primo, abbiamo fatto tantissime occasioni da gol, poi sono dei momenti che devi rifiatare e gestire la palla, anche perché a un certo punto più passa il tempo più gli altri devono rischiare, invece abbiamo gestito malissimo, abbiamo tenuto poco palla e questo non ce lo possiamo permettere, anche perché ci saranno dei cali durante il campionato e in quei momenti dovremmo gestire più la palla, soprattutto se la rosa non è al completo. Oggi ci manca Giorgio Ruzia, che è un giocatore pesantissimo per la squadra e quindi in certi momenti bisogna rifiatare. Possesso palla male, infatti poi abbiamo subito un po' gli attacchi degli avversari. Le dietro. Ma sinceramente non sono arrivato adesso, neanche le conosco, quindi non lo so, penso che questa squadra non deve temere nessun ritorno, cioè deve guardare avanti e andare a 100 all'ora. Per come conosco i giocatori, le caratteristiche, non penso che questo è il massimo che può esprimere, quindi dobbiamo solamente crescere. Penso che saranno gli altri che si devono preoccupare di quello che facciamo noi.